Ennio Cabiddu. Allora, siamo qui con il sindaco Ennio Cabiddu, sindaco di San Massi, siamo a Cirras e stiamo per porre un simbolo di sovranità sulla nostra terra. Sindaco, ci dica come mai lei è qui in questa situazione qua? Sì, io sono qui con orgoglio perché rappresento un comune che già dagli anni '80 si era dichiarato comune denuclearizzato, nuclear free zone per usare la terminologia internazionale. Apparteniamo a una rete internazionale di comuni denuclearizzati che poi si sono convertiti in enti locali per la pace. Abbiamo la sede a Perugia e stiamo preparando per maggio la marcia Perugia-Assisi, la tradizionale marcia Perugia-Assisi che ha avuto già un'anteprima nei territori palestinesi a novembre dello scorso anno. Noi che siamo schierati da tempo contro il proliferare sia del nucleare bellico che del nucleare civile, quindi ci è sembrato doveroso rappresentare non solo il nostro comune ma penso di interpretare anche la volontà di tanti miei colleghi che in quegli anni adottarono la delibera e che magari oggi non sono fisicamente presenti ma che condividono l'iniziativa. L'iniziativa tra l'altro una volta tanto in Sardegna il no al nucleare per fortuna sembra accomunare in maniera trasversale tutte le forze politiche e questo è un motivo in più per resistere. In altri tempi le forze politiche magari erano divise sul tema, questa volta mi sembra che i sardi abbiano davvero intenzione di dire un no grande al nucleare. Un'altra domanda, Ennio, ma come mai, visto i costi sia da un punto di vista di sicurezza, da un punto di vista anche di diffusione di certi tipi di malattie eccetera, questo governo italiano vuole imporre alla nostra nazione una cosa del genere, specialmente qua in Sardegna che non c'è nessun senso per una cosa del genere? Rispondo in due tempi. Se mi dovessi mettere nei panni dei tecnici che debbono individuare i siti, è evidente che la Sardegna è un sito molto appetibile, è un'isola poco popolata, al sicuro da pericoli di natura sismica. È ovvio che dal punto di vista tecnico la Sardegna è un sito invidiabile e io li capisco, ma ovviamente non condivido la scelta. È una scelta che assomiglia molto alla scelta delle grandi opere tipo il ponte di Messina, cioè viene da pensare che più che la produzione di energia a basso costo ci siano altri disegni. Noi sappiamo che comunque a livello mondiale la tendenza a costruire centrali nucleari è stata abbandonata, anche perché oltre al problema delle scorie, della sicurezza, al di là della terza, quarta generazione di come si parla, non è neanche economico costruire centrali nucleari. Noi in Sardegna, laddove è possibile, dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili, senza ovviamente deturpare il paesaggio, ma abbiamo tantissimi posti che possono ospitare l'eolico, il fotovoltaico, e dobbiamo continuare nell'educazione sul risparmio energetico, dobbiamo soprattutto modificare il nostro stile di vita in modo da consumare di meno. Il miglior risparmio, la miglior produzione di energia alternativa è il risparmio energetico. Ti ringrazio Ennio, a nome di Non Nuke, una risata sardonica ti vi seppellirà, grazie.